Oggi parliamo di un'arte antica, antichissima, che ha origine proprio qui nella nostra terra, ed è l'arte degli antichi mosaicisti e terrazzieri che, partendo da qui, dalla Pedemontana Pordenonese, in particolare dal territorio che può essere compreso tra Sequals e Arba, Cavasso Nuovo, Sequals, Colle, Arba e Solimbergo, partendo da qui sono andati alla conquista dell'Europa, perché e del mondo dopo, con gli Stati Uniti, dopo l'Europa, con le loro opere hanno conquistato il mondo, hanno realizzato opere ovunque, anche nel Nuovo Mondo, anche negli Stati Uniti. Non li ho ancora presentati: Ezio Di Michele e suo cugino Guglielmo Di Pol. sì. Sono Io di Cavasso, Cavasso mia moglie, mia mamma è nata, è sorella del papà di Guglielmo, nati qui a Colle, che prima si chiamava Colle di Cavasso, poi dagli anni 60 è passata sotto Arba. Colle di Arba. E i nostri nonni, il bisinonno, il nonno della mamma mia e del suo papà, avevano una ditta di terrazzieri a Budapest. Voi provenite da una famiglia dove i nonni, i bisnonni, tutti hanno fatto i mosaicisti e i terrazzieri. Sì. E quest'arte è nata qua perché qui abbiamo il magazzino Ecco, delle materie prime. Delle materie prime, Eccolo. sì. È lì il magazzino. Il magazzino Quindi, è ancora proprio aperto. dei vecchi. È sempre aperto. È sempre aperto. Quindi, sfruttando l'alveo di questi torrenti, il Cellina, il Colvera, il Cosa, il Meduna, fino al tagliamento, sfruttando le materie prime, cioè i sassi, Sì, i vari colori, vari colori, che diventavano le tessere dei mosaici. dei mosaici. Da qui, esattamente. ingegnandosi, è nata quest'arte. Quest'arte, sì. E i facchina di Sequals anche, che erano loro specializzati più sul mosaico, vero? Noi qui eravamo i terrazzieri con i disegni di mosaico, ma terrazziere perché veniva a costare meno e si faceva anche le entrate dei palazzi. Allora, mi dicevate che ogni torrente aveva la sua caratteristica, nel senso che per cercare i sassi, quindi le tessere di colore nero, bianco, rosso, tendenzialmente si va sul tagliamento, giusto? Sì. Il tagliamento è più colorito come sassi, ha più varietà. Mentre però il Meduna è la rivendita specializzata, poi è tutto gratis, ma voglio dire, è il magazzino specializzato per i gialli. Sì, sul bianco e sul giallo. Che per fare il rosso, tante volte i vecchi non avevano i marmi, il rosso Verona, quei marmi lì, cuocevano il giallo e questo giallo diventava rosso dopo essere cotto, e allora avevano i rossi e i gialli. Nel tuo caso, Ezio, tu hai ripreso l'arte e il mestiere che erano di tuo nonno e di tuo papà e hai iniziato una carriera da mosaicista in Francia. Beh sì, partito di qui a 8 anni, in 53, andato in Algeria, però un paese nuovo, però dopo alla guerra di indipendenza mio papà è scomparso laggiù, sono venuto su in Francia da una zia che avevano una ditta di pavimenti anche, che erano anche di qui, di Colle. E così ho ripreso il mestiere per dare da mangiare a tutta la famiglia, il mestiere dei vecchi. Difatti mio nonno ha fatto il palazzo del Kaiser a Potsdam nel 1904, decorato della regina imperatrice. Per i lavori abbiamo tutte le spille e i nonni da Colle, della parte di mia madre, e anche il bisinonno. Dunque aveva una ditta a Budapest e di lì hanno lavorato anche al Cremlino, hanno lavorato a San Pietroburgo e andavano a lavorare di lì, seguivano il più grande apprenditore di mosaicisti, era Odorico di Sequals, che lui lavorava per il zar. Il zar ha voluto che vada a lavorare per lui, perché ormai lavoravano, partendo di Budapest, lavoravano a San Pietroburgo
e così quando avevano grandi appalti facevano venire il nostro bisinonno, che era lui impiantato dopo a Budapest, e di lì andavano a lavorare, sono andati in Siberia a fare cantieri. Quindi chiamavano i parenti che abitavano qui? Tutte le ditte piccole originarie del Friuli, qui di noi, e che erano capaci di fare quei mestieri di terrazzo. Di questa piccola parte del Friuli che in pratica va da Arba a Spilimbergo. A me qui sono specializzati Cavasso tutto a fare il terrazzo con i disegni, invece che lì a Sequals, che è solo il ponte che separa della Meduna, e lì sono specializzati, sono usciti i più grandi mosaicisti del mondo, si può dire. Sequals è oltre quella collina lì? Quella collina lì, e c'è il ponte laggiù che separa. Ma questo è il Meduna? È uscito il Facchina che ha fatto l'opera di Parigi, e a Parigi ha fatto tutte le chiese in Francia, è iniziato ad andare in Francia, aveva 20 anni, è andato per riprendere quando hanno trovato i mosaici che erano sottoterra, di Maison Carrée a Nimes, alla città romana di Nimes, e lui aveva 20 anni e è andato chiamato da un vecchio mosaicista che era già laggiù in 1855-60, il Mora, si chiamava Mora, e l'ha fatto venire perché il Facchina da 12-13 anni, all'età di 12-13 anni, lavorava a San Marco e a San Giusto sopra, con gli artisti mosaicisti che riparavano perpetualmente i mosaici di Venezia, perché il mosaico era fatto prima tutto con la calce, non c'era cimento, non esisteva, e dunque con l'acqua, l'umidità si rompe, insomma si gonfia, e poi è da fare riparazioni. Allora, siamo reduci da una passeggiata sul greto del Meduna, dove con questo maestro terrazziere Ezio Di Michele abbiamo fatto una passeggiata, ci ha insegnato come individuare le pietre che possono diventare le future tessere dei mosaici, e qui siamo alla scuola Mosaicisti del Friuli, dove questa antica secolare arte, che poi è stata esportata in tutto il mondo, è stata, come dire, istituzionalizzata, possiamo dire, attraverso la creazione di questa scuola, e siamo con il presidente della scuola, Stefano Lovison. Buongiorno. Ho detto bene? Sì, ha detto noi benissimo. nella nostra trasmissione spesso e volentieri diamo qualche idea, qualche spunto anche per una vacanza, per un weekend, ma anche per una visita di poche ore a realtà come questa, che siano dall'altra parte del mondo o sotto casa, come nel caso della scuola, perché non dimentichiamo che questa non è solo una scuola in senso classico, ma è una scuola ed anche una galleria didattica, certo, aperta anche ai visitatori. È aperta 365 giorni all'anno. Direi innanzitutto che giusto per darvi anche una collocazione storica, diciamo, di questa nostra realtà, la Scuola Mosaicisti del Friuli nasce a Spilimbergo nel 1922. La prima domanda che tutti quanti mi fanno è: perché nasce a Spilimbergo? Semplicemente perché c'era già nel 500, 600, 700 c'era una forte tradizione soprattutto di terrazzieri che lavoravano nella nostra zona. Ricordiamoci che il mosaico nasce come terrazzo. Nell'antica Roma, nell'antica Grecia andava, a sostituire dei vecchi pavimenti in terra battuta, hanno cominciato a metterci vicino dei ciottoli, hanno cominciato a tagliare delle pietre, mettendole vicine, e poi è partita la parte artistica da parte dell'uomo, e quindi hanno cominciato a fare questi bellissimi pavimenti che tuttora emergono un po' da questi scavi archeologici. Come dicevo, terrazzieri e mosaicisti che lavoravano in questa zona, e questa è una zona particolarmente favorevole. Avete parlato del Meduna, ma perché non parlare del fiume Tagliamento, dove noi già i nostri, diciamo, mosaicisti all'epoca, i nostri allievi adesso, andiamo, raccogliamo queste pietre, si spaccano e all'interno si trovano queste bellissime. Qui siamo a Spilimbergo, siamo proprio in questa Mesopotamia tra i due fiumi, insomma. Esatto, in questa particolare
ma dove ci trovano questi bellissimi sassi, ciottoli, pietre delle nostre montagne che hanno delle colorazioni veramente incredibili. Infatti è proprio la presenza sotto casa di tutto questo benedìo, di questa materia prima che forse ha ispirato, anzi sicuramente ha ispirato la nascita di quest'arte. Ma certamente, sicuramente è cominciato a nascere così. Poi bisogna parlare anche dell'esperienza appunto in questi secoli dei nostri musicisti che stagionalmente poi si emigravano verso Venezia, che era la città ricca, una città ricca più vicina che garantiva lavoro. Basta ricordare la Basilica di San Marco, chiaramente è completamente mosaicata e lì i nostri musicisti hanno lavorato tantissimo, portando proprio i materiali anche dei nostri greti, dei nostri fiumi. Lì, ecco, per esempio, i nostri musicisti hanno affinato, per esempio, l'utilizzo di questi vetri colorati veneziani, questi smalti veneziani. Venezia è famosa appunto per i suoi vetri, per i suoi vasi, per i suoi bicchieri. Hanno incominciato a tagliare questi smalti e quindi hanno creato queste tessere in mosaico, sono andati a risolvere un po' quella gamma cromatica che la natura non poteva dare. E poi verso la metà dell'Ottocento, primi del Novecento, la prima grossa migrazione un po' in tutto il mondo, anche Venezia cominciava a diventare un po' povera. Ricordiamoci i mosaicisti che sono grazie proprio anche ai mezzi di trasporto che erano decisamente migliorati, quindi treni, navi, aerei, sono proprio volati, come possiamo vedere in un altro bellissimo mosaico all'interno della nostra scuola, sono volati in tutto il mondo in cerca di fortuna e hanno anche creato la fortuna dei paesi che li hanno ospitati. I nostri artigiani nei secoli scorsi fino al secolo scorso andavano in giro per il mondo a esportare quest'arte. Adesso è il mondo che viene qui a Spilimbergo ad imparare quest'arte. Sì, per quanto riguarda la scuola, lei parlava prima di un discorso anche turistico, un po' diciamo qui si coniuga bene il turismo con la formazione di allievi che vengono un po' da tutto il mondo, quindi dico, intanto quando il visitatore, io penso anche voi oggi con la vostra troupe televisiva siete venuti qui da noi, penso che subito vi è sorto un dilemma: siamo in una scuola all'interno di una galleria all'interno di una scuola, e questo penso proprio dal cortile della nostra scuola, dove avete visto queste due opere di riqualificazione urbana che abbiamo presentato per l'inaugurazione della mostra Mosaici 2018, dove abbiamo riqualificato questa canna fumaria, un ammasso di cemento armato alto 11,60 metri, che abbiamo riqualificato appunto utilizzando il mosaico. Siamo partiti da un bozzetto del maestro mosaicista Giulio Candussio, siamo andati a rivestire questa canna fumaria di una seconda pelle di ceramica bianca tagliata sul modello delle case dei Gaudì a Barcellona, e più creato questi 4 alberi, 2 lato est, il sorgere del giorno, quindi la luce, uno in oro giallo e uno in smalti verdi, 2 nel lato opposto, lato ovest, quindi il tramonto, la notte, uno in oro bianco e uno in smalti blu. Oppure questa scala d'incendio che era un orribile ammasso di lamiera, lo ammetto. Ebbene, con il lavoro di tutti i nostri allievi l'abbiamo rivestito completamente in materiale naturale, quindi in marmo, in colore naturale, molto gradevole, che gioca un po', essendo fatto in 2 altezze, gioca un po' con le luci e ombre del giorno e poi di notte illuminato, per poi trasferirsi all'interno del nostro istituto, all'interno dei nostri corridoi. Vediamo dei pavimenti bellissimi, dei pavimenti veramente molto gradevoli, più tutte le opere che poi sono appese sulle pareti, dove quindi c'è questa galleria didattica. All'interno di questa scuola abbiamo parlato studenti di circa 12 nazionalità. Nei 70 allievi della nostra scuola, cui sono orgoglioso, ancora il 50% è rappresentato da allievi del Friuli Venezia Giulia, ancora un 15% di allievi che vengono dal resto d'Italia, ci sono circa un 35% di allievi che vengono da tutto il mondo, dalla Colombia fino ad arrivare al Giappone. Tutti più o meno i paesi che ci sono nel mezzo sono rappresentati.
e il visitatore che arriva alla scuola ha l'opportunità di entrare nelle classi e assistere anche alle lezioni e quindi vedere all'opera gli studenti che intagliano le tessere e iniziano la realizzazione o i disegni dei futuri mosaici. Certamente, una delle cose che viene più apprezzata dai visitatori, ricordiamoci che siamo il secondo sito più visitato dalla regione Friuli Venezia Giulia. L'anno scorso, nel 2018, da noi qui sono passati 37.000 visitatori. E questo ci rende... Secondi solo al castello di Miramare. Secondo solo al castello di Miramare. Siamo uno degli ingressi proprio della regione Friuli Venezia Giulia, siamo una delle risorse della regione Friuli Venezia Giulia. 37.000 visitatori, bene o male, hanno una ricaduta su quello che è l'artigianato musivo, su quello che è il commercio, la ristorazione o il settore alberghiero. Ma tornando ai nostri allievi, alle visite all'interno della nostra galleria, diciamo che una delle cose che sono più apprezzate appunto è il vedere i nostri allievi lavorare. E indubbiamente è quel qualcosa in più che rende sempre più attrattivo e appetibile le visite all'interno della scuola. E Daniele, visto che noi siamo sempre sulla notizia, no? Il presidente della scuola adesso ci darà una chicca in anteprima. Cioè, bella anteprima, eh? Sì, perché quest'anno, nel 2019, si celebrano i 500 anni dalla morte di un grande. E Leonardo da Vinci, e come abbiamo visto la scuola mosaicisti ha voluto realizzare quest'opera proprio per questo importantissimo anniversario. Ed è un'opera questa macchina volante che dai bozzetti di Leonardo da Vinci. E vediamo se Daniele riesce anche a farlo volare questa opera. Dai Daniele, come funziona? Oh, fantastico! Olio di gomito! Super! Ecco, la scuola del mosaico del Friuli vanta numerosi tentativi di imitazione, possiamo dire, un po' come la settimana enigmistica. Però, perché come dicevamo prima, per esempio il Kazakistan, il Brasile vorrebbero creare delle filiali, diciamo, no, della scuola in questi paesi. Però uno dei must, proprio un principio della scuola stessa, è che la scuola deve restare in Friuli. Certamente, sicuramente la scuola mosaicista del Friuli è unica e irripetibile. Come dicevo prima, è giusto che l'arte del mosaico venga diffusa in tutto il mondo. È giusto, noi siamo orgogliosi di sapere che vengono aperti laboratori in tutto il mondo. Ricordiamoci sempre però dei dati del Friuli Venezia Giulia. Nel 1994 c'erano 6 aziende mosaiciste in Friuli Venezia Giulia e alla fine del 2018 ce ne sono 60. Quindi con orgoglio possiamo dire di creare anche economia per la regione Friuli Venezia Giulia, creiamo aziende, apriamo partite IVA, senza poi pensare a tutti i nostri allievi, quelli che poi vanno a lavorare comunque nel settore comunque del mosaico. Sì, la scuola deve rimanere solo e esclusivamente in Friuli Venezia Giulia. I brasiliani o i kazaki che abbiamo parlato, è giusto che vengano a studiare a Spilimbergo, perché comunque il nostro marchio, la nostra esperienza deve rimanere esclusivamente qui a Spilimbergo.